Ore 13, buongiorno e ben ritrovati in diretta insieme per approfondire i temi di attualità. Sarà un'occasione unica, ve lo diciamo subito. Decreto dignità, torniamo a discutere perché adesso, come avete o avrete notato, non lo fanno più in tanti, no? Adesso si parla molto, al di là della questione migranti, ma lo si fa da tanto tempo, di questa legge di stabilità. A proposito, adesso vi mostreremo le aperture dei quotidiani online in questo momento. Ecco, grazie Andrea, l'ha già preparato, vi presenterò gli ospiti. Il ministro Tria ha detto: ho giurato nell'interesse nazionale, non solo io. La manovra, stiamo attenti, e poi ci sono tutti altri dettagli. Sapete che per esempio Di Maio nelle ultime ore ha detto: senza il reddito di cittadinanza non voto il DEF, quindi insomma c'è una bella battaglia da questo punto di vista. E quindi si parla molto di legge di stabilità, quello che sarà il disegno del nostro Paese per il prossimo anno, e non si discute più di quello che è il primo effetto, se già c'è, e lo possiamo valutare, del decreto dignità, per esempio, che ha fatto tanto arrabbiare gli imprenditori nella nostra regione in particolar modo e nel Paese. Allora, saluto e ringrazio gli ospiti, vi ricordo anche 0422 1626 798 per chiamare, intervenire in diretta. Cinzia Bonan, segretario CISL Treviso Belluno, buongiorno e bentrovata. Vendemiano Sartor, presidente di Confartigianato della Marca Trevigiana. Buongiorno, Sartor. buongiorno a tutti. E l'imprenditore Luigi Susin. Buongiorno, buongiorno a tutti. Termoidraulica Susin, abbiamo tutto, quindi possiamo discutere da tutti i punti di vista. Per cavalleria ovviamente Sartor dobbiamo sentire subito Cinzia Bonan della CISL. Possiamo già tracciare un bilancio? I primi dati che come CISL abbiamo evidenziato nella nostra analisi del mercato del lavoro, il secondo trimestre dell'anno, già a giugno, ha visto circa in provincia di Treviso 2500 posizioni di lavoro atipico non essere rinnovate. Quindi mentre si stava discutendo del decreto dignità, le imprese di fatto titubanti del proseguo legislativo sono state ferme, e questo pertanto ci preoccupa soprattutto in un momento dove a Treviso i trimestri vari susseguiti dal 2015 in poi davano continuamente segni di ripresa sull'occupazione. Cioè lei dice questo è un numero che si legge immediatamente così, sì, perché precedentemente non era così, assolutamente. Non c'era tutta questa strage diciamo, di rinnovi mancati. No, di norma i contratti andavano in aumento e crescendo di pari passo, vedevamo appunto che cresceva, lo avevamo anche evidenziato il contratto classico a tempo indeterminato, però sostenuto poi anche da tutte quelle forme atipiche, che anche qua chi ha un po' di anni come me alle spalle si ricorda perfettamente che queste forme di lavoro atipico sono state generate da un'esigenza di non ingessare il mercato di lavoro e di far emergere il lavoro nero. Allora, da sindacalista ovviamente io mi pongo una domanda: questo blocco in prospettiva cosa ci propone? Il ritorno al passato? Io spero di no. Questo lei dice che però è lo scenario più probabile, così ci fa capire. Diciamo che dalle nostre parti, da donna, visto che ha ricordato che lo sono, dico se non è zuppa e pan bagnato, nel senso che insomma l'arte culinaria ci appartiene, personalmente mi appartiene anche molto, per cui se non è zuppa e pan bagnato. Susin, lei? Da imprenditore come la legge? Io da imprenditore leggo una situazione di stabilità, anche perché secondo me il lavoro, come appunto dicevo prima, non si crea per decreto, cioè il lavoro si crea sul campo, noi siamo pronti ad accogliere le persone e formarle, investiamo del nostro, investono anche i collaboratori che entrano in azienda, però questo sistema non ci dà l'opportunità di formare delle persone in maniera adeguata, e al momento in cui arrivi ad averla formata al devi lasciare 60%, in realtà non dovresti, cioè, però sì, non hai più modo di riconfermarglielo, no? Quindi è un sistema che a mio avviso è stato fatto, questo decreto è stato, probabilmente si sono accorti che
stavano facendo un grosso errore, hanno aggiustato, tagliato e rimodellato, quando invece andava buttato via tutto e rifatto. Allora, le faccio una domanda però, poi abbiamo una telefonata da casa e la sentiamo subito. Lei dice: io ci metto un tot di tempo, anche la persona chiaramente che viene a lavorare per lei, per imparare. Mettiamo un anno? Quindi un anno lì si capisce se è valida, se è il suo mestiere, se è una persona... No? Poi c'è, non so, quella famosa causalità, qual è il problema? No, da inserire? Il rischio che poi... Perché no, lei allora, dice diciamo che io non mi lancio... Nel settore nostro i 12 mesi ci servono per... non bastano per formare una persona. Non bastano? No, assolutamente. Ci servono per capire la persona e cominciare a lavorare. Chiaro è che i 12 mesi non sono sufficienti, quindi a quel punto là dopo devi fare una scelta e capire come fare per riconfermarlo, insomma, no? C'è la possibilità di fare un'ulteriore riconferma motivando probabilmente il come, insomma, quindi... Che è la famosa causalità di cui diciamo. diciamo, no? Esatto, però anche là quello che le volevo chiedere, sentiamo poi questa telefonata, lei dice non lo riconfermo magari o non è che non li allora, prolungo perché... Se la persona merita, nel caso nostro non è un problema, perché comunque trovare un tecnico o manutentore o un installatore effettivamente non è così semplice, quindi quando hai trovato una persona è bene tenersela, però ci devono dare anche l'opportunità di farlo, insomma, perché così com'è... Le hanno complicato la vita? Molto. Perfetto, chiaro. Telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Buongiorno, io volevo signora. fare una domanda un po' curiosa, ma non poi così tanto. Chiedevo ai sindacalisti lì presenti e ai sindacalisti del Veneto, quando noi sentiamo le normative, le regole del sindacato, sono territorio per territorio, regione per regione, oppure sono calate nazionali dall'alto? Perché vedete, qui in Veneto ad esempio paghiamo molti più ticket del Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda la sanità, e mi chiedevo appunto se anche tutte le altre normative non fossero calate da territorio a territorio, perché sarebbe un'assurdità o sbaglio? Grazie. Guardi signora, buongiorno, intanto è vero, allora, il ticket sanitario è una cosa particolare, attiene tra l'altro a una categoria certo seguita anche dai sindacati, però le faccio un esempio, il paragone perché le fa lei è con una regione a statuto speciale, che tra l'altro si paga per intero la sanità nel bilancio di oltre 5 miliardi, 2,7 sono soltanto per la sanità in Friuli Venezia Giulia, che si paga quella regione. Se vuole replicare poi sentiamo Vendemiano Sartor. Sì, allora, la contrattazione in Italia è di 2 livelli, signora, per cui c'è il livello nazionale che è il livello minimo che copre tutti i lavoratori in Italia, poi c'è il secondo livello, detto livello o territoriale o aziendale, integrativo al primo, che appunto in Veneto molti settori hanno una contrattazione territoriale di secondo livello, altri settori hanno degli accordi aziendali e questo vale per dove arriva il sindacato, perché è ovvio che dove non ci siamo l'applicazione degli accordi di secondo livello diventa complicata, però c'è questa opportunità e attraverso anche la bilateralità, qui c'è il collega dell'artigianato, abbiamo degli accordi di secondo livello anche molto evoluti, per cui siamo assolutamente soddisfatti. Allora, Presidente, tirato in ballo, la sua idea invece di questi effetti del decreto dignità quali sono? Per integrare un po' anche la risposta, c'è però un elemento, la contrattazione di secondo livello deve necessariamente essere aggiuntiva e migliorativa rispetto al livello nazionale e non può modificare le norme, perché le norme, diciamo come questo decreto riconvertito in legge, sono nazionali e quindi a livello regionale non è che si possano mettere in discussione. Se non applicare. Si può solo dire integrativo, vuol dire aggiungiamo un po' di welfare, un po' di aggiunta salariale, un po' di flessibilità e quant'altro, però queste norme di legge sono nazionali, la Regione non può legiferare in materia di lavoro, diciamo, in alternativa allo Stato nazionale. Allora, ci sono due problemi, uno è di ordine culturale ideologico. Quello che preoccupa di questo decreto è
questa cultura ideologica sul lavoro che sinceramente pensavamo fosse superata, perché non si può pensare che ci sia il bene tutto da una parte e il male tutto dall'altra. L'azienda non è un demone e dovremmo anche capire che i posti di lavoro non si fanno per decreto, ma li fanno gli imprenditori piccoli o grandi che siano, anche quelli autonomi fanno lavoro. Allora andare a fare un decreto su questa materia così complicata, che già nel tempo ha avuto anche una certa semplificazione, perché come tutte le cose ci sono state cose fatte bene e cose fatte meno bene da parte di entrambi, con la questione anche del governo, tra virgolette, prima Renzi e poi Gentiloni, alcune questioni erano state abbastanza inquadrate, no? Noi di quella cosa contestavamo solo la chiusura dei voucher, perché anche là si era un po' esagerato nell'utilizzo. Oggi è stato fatto un ragionamento che quindi penalizza il sistema dell'impresa, e per un territorio come il nostro credo che la dignità abbia un altro significato. La dignità ha dare a ciascuno la possibilità di un lavoro, di guadagnarsi il pane e il sostegno della famiglia. Non sia dignità dare risorse a uno perché stia disoccupato. Questo è il tema. Dice reddito di cittadinanza. Collegato, perché se è così tu non invogli la gente a intraprendere, non stimoli a produrre, che è ma loro le rispondono: non è che le regaliamo i soldi per stare sul divano, ma per iniziare, instaurare un percorso che porti a una nuova professionalizzazione. I percorsi ci sono già, gli inserimenti e quant'altro, no? Se noi esageriamo è come la questione della pensione, no? Se io decido di dare una pensione a tutti di un certo livello, non favorisco gli autonomi a pagarsi la pensione, perché mai più io pago 43 anni di contributi, magari se sono un autonomo al minimo per prendere 900 euro, e se ce ne danno 780 a gratis, lavoro in nero, e quindi qui non si stimola l'emersione. Questo è il tema, cioè noi altri non si capisce come mai si vada a creare una cultura che neanche nella Russia sovietica 50 anni fa c'era, no? Allora, la dignità, ripeto, significa dare a ognuno lo stimolo per il lavoro. Dopodiché si sono accentuate le forme, diciamo, di restrizione sul tempo determinato, e si è aumentato l'indennizzo per il licenziamento. Cioè l'ingessare il lavoro vuol dire se io faccio, diciamo così, maggior chiusura in uscita, faccio anche maggior chiusura in entrata, perché si equilibra. Rigidità in uscita, rigidità in entrata, questo è lo schema, no? Se invece faccio flessibilità in uscita, faccio flessibilità in entrata. Su un periodo nel quale le imprese, l'imprenditore, ripeto, sarebbe la persona più felice del mondo se potesse programmare per 2 o 3 anni la propria produzione, no? E avere sicuramente garanzie di mercato, ma non è così. Oggi il mercato condiziona la quantità e la qualità del prodotto, e quindi c'è un cambiamento enorme, dei picchi enormi a seconda delle commesse, e non è una cosa strana se magari su un'impresa devono lavorare il sabato e magari stanno a casa il lunedì, perché se io ho da fare una spedizione, ho da fare un impegno, e per fortuna il nostro territorio è anche molto ben, tra virgolette, posizionato sulla questione delle esportazioni, no? E chi le esportazioni presuppongono anche impegni. Però Presidente, allora, ascoltavo, dobbiamo già fermarci sulla pubblicità. È vero anche che, credo poi Cinzia Bonomo volesse intervenire, che così, visto dalla vostra parte, è come io utilizzassi il lavoratore quando mi serve e poi no, no? Cioè, è vero che è tutto ormai regolato non dal precariato, ma dalla flessibilità, no? Non facciamo confusione, perché il lavoro a tempo determinato presuppone inquadramenti contrattuali, no? E formazione e tutela del dipendente come quelli a tempo indeterminato. Non è precariato il tempo determinato. Questo è il tema, no? Adesso può venire il precariato, perché tra l'altro lei dice adesso col decreto di dignità può diventare più precariato. Allora c'è un elemento, no, che vale dappertutto, perché altrimenti sembra che noi veniamo dalla luna, invece dobbiamo capire come vive la gente e quali sono i comportamenti, no? Se tu alzi sempre un'asticella, no? E uno dice va bene, oggi l'assalto, domani l'assalto, domattina cerco di sforzarmi, l'assalto ancora,
ma se sono sicuro di non saltarla ci passo sotto, no? E questo è evidente che è così. Allora se tu le regole me le ingessi, non favorisci l'emersione delle irregolarità, ma la favorisci. Allora, ha toccato tanti temi, compreso anche quello del reddito di cittadinanza e delle pensioni di cittadinanza, perché si chiamano così anche quelle. Ci sono poi novità sull'IVA oggi sui giornali, quindi magari ne discuteremo, però stiamo parlando di lavoro. Prima di sentire ancora una volta Cinzia Bonanno, Luigi Susin, ci faremo un minuto e ricordatevi 0422 1626 798 per intervenire in diretta. Ore 13, torniamo in diretta, decreto dignità, tutto più complicato, ve lo stiamo chiedendo, ci stiamo ragionando insieme, 0422 1626 798 per intervenire. Bonanno? Anche sulle parole che diceva adesso il Presidente Sartor. Sì, volevo intervenire appunto quando parlava del rapporto di flessibilità in entrata e in uscita, perché... Cioè che se si blocca l'uscita, blocca anche l'entrata? Allora, tu hai fatto riferimento a cos'è il precariato, cos'è la flessibilità. Allora, per i lavoratori che avevano un'uscita del lavoro più semplice dal decreto Biagi cosiddetto, avevamo come organizzazione sindacale lavorato e puntato sul fatto che bisognava avere degli ammortizzatori sociali adeguati, perché se uno perde il posto di lavoro più facilmente bisogna anche avere una disoccupazione, un ammortizzatore che gli dia un reddito in continuità. Tant'è vero che con la NASPI siamo andati a coprire tutti i settori che prima ne erano esclusi, perché ricordo che prima aveva diritto alla disoccupazione solo chi lavorava nel settore dell'industria, chi pagava quel famoso 0,30 all'INPS. Dopodiché con la NASPI è stata estesa a tutti, per cui, scusatemi, credo che il problema del precariato vada collocato... Le facciamo portare un po' di acqua adesso. Allora, aspetti segretario, le facciamo portare un po' di acqua, ragazzi, ci aiutate? E lo prepariamo al volo, il bello della diretta. E così poi, ecco, sistema la voce. Susin, torniamo invece a lei, anche quel che diceva appunto ora Sartor, che ci ha colpito però, no? Perché comunque è una stroncatura, di fatto, è una bocciatura. Se lei da imprenditore la percepisce in questa maniera, cioè nel momento in cui mi rendono più complicata quella parte, è ovvio che io faccio fatica anche ad assumere un giovane, ma poi dicevo un'altra cosa, se diamo la pensione di cittadinanza a 780 euro e qua ci chiamano sempre dicendo ah ma allora io che prendo 900 perché non devo avere un qualcosina in più e devo avere simile a quello che però o ha evaso o non ha versato comunque abbastanza contributi. Ma non solo, tutti i ragionamenti che abbiamo versato 43 anni contributi per esatto. prendere 900 euro, sostanzialmente è una cosa inaccettabile, non è una cosa che possiamo tollerare questo. E credo che vada gridato a gran voce il fatto di non accettare un reddito di cittadinanza con questa impostazione. Perché? Perché come diceva il Presidente Sartor, oggi ci ritroviamo di fronte a delle persone che sostanzialmente, stando a casa, prendono 750 euro, 780 euro e magari trovano delle forme alternative per comunque lavorare e ovviamente si aumenta il sommerso che c'è in circolazione o che si cercava di combattere prima. Questo non è un sistema che porta non è un sistema virtuoso che porta ad avere un lavoro stabile. Poi se lo dicono gli imprenditori, insomma ragazzi, c'è da preoccuparsi anche, no? Anche perché dopo in questo sistema qua, con reddito di cittadinanza, se uno vuole fare un investimento, comprarsi la macchina, comprarsi la casa, andare a fare degli acquisti con dei finanziamenti, con un mutuo, non glielo danno. Lei dice io che prendo il reddito di cittadinanza vado è possibile. Forse la macchina, ma un qualche elettrodomestico, qualcosa che mi implica qualcosa che non gliela danno. Non gliela danno. Ma certo, anche quello è un dato interessante. E vi faccio vedere quell'articolo che citavamo poco fa, no? Per esempio il Corriere della Sera, ma anche Repubblica ha lo stesso tema in prima pagina. Tria manovra di crescita, ma stiamo attenti, ho giurato in interesse della nazione, non solo io.
Il Financial Times lo ha definito l'uomo di mezzo, il ministro delle finanze, al bivio tra mantenere il deficit italiano a livelli sostenibili e attuare le riforme, cioè insomma bisogna stare attenti. Sapete anche che Macron ha detto che addirittura vuole sforare, arrivare al 2,8%, e quindi chiaramente l'Italia, sia Salvini che Di Maio, hanno detto perché noi dobbiamo stare all'1,6 e avere magari una manovra che ha pochi margini, spingiamoci oltre al 2, e questo è quanto sta emergendo nelle ultime ore. Poi vi leggiamo altre cose che sono novità sull'IVA e le accise della benzina, cosiddette accise della benzina, che pare non abbiano questa sforbiciata, ecco, definiamola così, che tutti forse speravamo, no Presidente? Il problema è solo uno, cioè pregiudizialmente non si è né contrari né favorevoli a nessuna questione, basta che siano delle questioni strutturalmente chiare, no? E se c'è qualcosa da spingere oggi in Italia, credo sia nella competitività, perché quella può creare occupazione. Allora anche il fatto dell'1,6 o sforare qualche punto, al netto che è proprio preoccupante per l'Italia col debito pubblico che ha, però se io quelle risorse le investo in infrastrutture, cioè in patrimonio, in investimento, hanno un valore moltiplicatore perché creano occupazione e creano maggior competitività del Paese, ma non posso sforare per spesa corrente, questo è il tema, perché quando l'ho fatto quest'anno e do delle norme, non posso pensare che il reddito di cittadinanza o la riduzione della pressione fiscale la facciamo nel 2019, dopo del 2020 si dice che si è scherzato. Queste poi diventano spese strutturali e quindi il debito è continuo, l'investimento lo faccio quest'anno, mi dà occupazione, mi dà volano positivo, è un altro aspetto, questo è il vero tema. Ma continuando sul discorso di prima, ho sentito adesso anche la questione del ministro Di Maio sulla faccenda dei centri per l'impiego, no? Allora, se i centri per l'impiego vogliono essere utilizzati in maniera migliore, tutti siamo d'accordo perché non funzionano bene, non hanno mai funzionato, però se anche su sta faccenda è per assumere gente al meridione sui centri dell'impiego, vuol dire spesa per spesa, perché prima lei dice che l'obiettivo è assumere sì, perché se deve fare la formazione, deve preparare lui le persone, questo è il suo obiettivo, mi pare che siamo fuori, perché è evidente che noi qua abbiamo altri problemi nei nostri territori, che dopo dirò. Al meridione i posti bisogna crearli di lavoro. Non sono i centri per l'impiego che creano i posti di lavoro. Noi oggi nei nostri territori abbiamo il problema contrario, cioè le imprese hanno bisogno di persone specializzate, qualificate, tecnici che non trovano. Ecco, e quindi il problema è diverso. L'altra questione è anche quella che abbiamo sentito, anche la questione detta dal ministro Salvini, sulla quale possiamo anche essere d'accordo, di una semplificazione e di una riduzione su una fascia bassa di volumi di affari. No? Cioè le partite IVA sotto i 65 e 100.000. Ecco, per noi quello potrebbe essere anche un elemento, noi lo stiamo già valutando e siamo pronti, per cercare di spingere anche nei nostri territori i giovani a mettersi in proprio, a mettersi a fare un mestiere, perché oggi noi vediamo che nel nostro settore, nei settori nostri, anche quello di Luigi, ci sono quelli vecchi che vanno avanti, ma nuovi che vengono non ce ne sono. Cioè noi abbiamo... Però so che uno degli effetti della crisi è stato quello di aumentare il numero delle partite IVA. No, no, nel senso che tra i giovani, perché non riuscivano a trovare posti di lavoro, la provavano da soli, però duravano poco, no? Bravo, ma allora se tu vai a vedere le posizioni che si simulano alla Camera di Commercio sono proprio disperati, come dici tu. Certo. Invece noi abbiamo bisogno di persone che imparino mestieri che servono alla nostra comunità e alla nostra società, che ci sono. Vi leggo solo quella notizia perché poi è comunque molto interessante per tutti, no? Ma vedrete che ci soddisfa un po' pochino. Ho visto che Susin vuole intervenire, ma volevo tornare anche da Cinzia Bonan. Gazzettino.it di oggi, che è sui giornali in realtà in edicola: benzina, si studia il taglio delle accise per 250
300 milioni circa nella manovra e sono 3 centesimi al litro. Verso il taglio delle accise sulla benzina, promesso nel contratto di governo, un primo segnale sui prezzi dei carburanti con un taglio delle accise di tra i 250 e i 300 milioni di euro è una delle misure del pacchetto fiscale proposto dalla Lega per la prossima manovra. Secondo fonti del governo sul dossier le risorse sarebbero reperite grazie all'extragettito dell'IVA sui carburanti ottenuto nel corso dell'anno. Eccolo qua, insomma si tratta di un taglio massimo di 3 centesimi al litro per la benzina o in alternativa di circa 1 centesimo per il gasolio, un po' pochino. Segretario stava dicendo prima del colpo di tosse, adesso l'abbiamo salvata. Sì, sono tornata qua. Avevamo interrotta? Sì, stavamo parlando appunto della necessità di dar continuità di reddito alle persone occupate e con un ammortizzatore sociale come la NASPI siamo andati a far diventare universale un diritto che prima era riservato a pochi. Quindi stavo dicendo che la flessibilità sta in questa veste, la precarietà è un problema che abbiamo come Paese, che riguarda una parte del mercato del lavoro, che è la parte sulla quale tutti dovremmo occuparcene, perché è la parte più marginale, che però ha anche situazioni che poi non vengono appunto a buon rendere nemmeno alle imprese serie, perché come abbiamo capito anche dai imprenditori e dalle associazioni, in Italia c'è il problema dell'evasione fiscale. Adesso c'è un governo che promette un abbassamento della fiscalità, con il rischio che, come abbiamo detto, le nuove norme sul lavoro invitino il non andare proprio nel senso di andare a pagare le tasse, al contrario di evadere maggiormente rispetto a quello che si è fatto sino adesso. E con cosa mandiamo avanti il Paese? Cioè, io ricordo che il ticket, visto che è stato nominato prima in Veneto, è stato messo quando la Regione ha deciso di togliere l'IRPEF regionale a tutti. E l'IRPEF non la pagano più tutti e il ticket lo paga chi sta male. E siccome io vengo da una cultura sussidiaria e solidaria, non mi sembra una buona solidarietà questa, perché uno quando sta male dovrebbe avere un po' di aiuto, non anche tirar fuori il portafoglio. Se siamo d'accordo che quando stiamo bene paghiamo e lavoriamo tutti, perché quando stiamo male abbiamo qualcuno che ci dà una mano. Ed era questo il mio senso di Stato e di evoluzione del sistema. Mentre qui vedo che si rischia di fare un dramma verso quelle persone alle quali qualcuno professa di voler essere appunto colui che trova le soluzioni senza confrontarsi con un Paese che fino a ieri c'era, che fino a ieri l'ha mandato avanti, che fino a ieri abbiamo fatto di tutto e di più insieme per tentare di superare un periodo complicatissimo, perché è vero che la crisi ha riguardato il globo, ma è vero che noi siamo partiti un po' azzoppati, con una situazione in Italia un po' azzoppata, per cui essere sopravvissuti questo periodo insomma è stato anche merito e sofferenza di tutti e di tanti. Quindi trattare le parti sociali come coloro che sono d'impedimento allo sviluppo, pensare che se paghiamo meno tasse vi tenete più soldi, fatto salvo che poi appunto con la stessa logica quando dovete pagare dopo però dovete tirarli fuori i soldi perché non paghi niente ma non avrai nemmeno niente. Quindi non vedo che sia in prospettiva un qualcosa che veramente farà bene alla nostra gente. Quando parlo alla nostra gente è come ci parlo ai nostri lavoratori, che sono i lavoratori con professioni medio-basse, e parlo ai nostri pensionati, che sono pensionati con pensioni medio-basse. Perché poi questa cosa, infatti, più volte proprio qui a ore 13, così come a Ringa, nel nostro talk, fa arrabbiare quello che ha citato poco fa Sartor. So che vuole intervenire Susi, ma sentiamo la telefonata da casa, un po' che è in attesa. Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego signora. Io volevo parlare un po' delle cooperative. E mi pare che con queste cooperative che assumono gente e poi vengono tanto trattate molto male, nel senso che hanno le paghe molto relative e prendono 700-800 euro. E allora ci sono quelli che sono 3 mesi a 3 mesi. E poi ci sono quelli a tempi determinati e a tempi indeterminati. Ma può un ragazzo, una ragazza, una signora prendere 700-800 euro? Ma allora queste cooperative, mi chiedo, ma è positivo che vengano su queste cooperative o non è il caso che le ditte
prendano su gente con qualcosa di più, insomma, perché c'è la formazione, che è giusto che ci sia. Signora, però dopo pagano poco anche le ditte, allora è sempre quello che paga. Signora, mi sente? Catena. Allora, le volevo solo chiedere. O imprese, sempre quelle sono, che gli ultimi pagano. Ok, aspetti. Senza fare il nome della cooperativa, immagino che lei parli per esperienza di un figlio, di qualche amico, nipote. Figlio, anche a livello personale, ecco. Anche a livello in che ambito? Amiche. Cooperativa in che ambito? In ambito anche quelli che fanno pulizie, le persone anche di altro genere, certo. Quelli che fanno i servizi sugli enti pubblici, tipo che lavorano per l'ospedale, che lavorano la Serenissima che porta da mangiare. Eccola. No. Allora, facciamo così, 1 minuto di pubblicità, signora, lei ha toccato un punto secondo me molto importante e sentito. Abbia pazienza, 1 minuto di pubblicità e ci rivediamo. 3. Allora, ore 13, discutevamo durante la pubblicità proprio per questa ultima telefonata della signora che ha toccato nel vivo molte tematiche. 0422 1626 798, ancora per intervenire, poi vi leggo quello che abbiamo preparato. Segretario, rispondere sul mondo delle cooperative, dice la signora spesso. Anche lì bisogna andare a guardare, poca possibilità di sviluppo, di professionalizzazione, pochi soldini, precariato. Allora, ricordo che a Treviso abbiamo un osservatorio nella direzione territoriale del lavoro che è proprio specifico per controllare le cooperative, perché la cooperazione nel territorio trevigiano, tanto cara a noi, perché ricordo che il valore della cooperazione bisogna salvarlo, lasciamo perdere cosa ne stanno facendo oggi alcuni imprenditori maleaugurati, perché il mondo della cooperazione è quello che ha fatto il nostro territorio un territorio dove appunto le imprese, l'integrazione tra imprenditoria e lavoro è sempre stata un tutt'uno, si è soci, si fa tutto insieme. E purtroppo in questo settore, proprio perché è fragile, proprio perché era un settore pulito, si sono innescati una serie di imprenditori che hanno sfruttato tutti i benefici normativi e di legge e pertanto hanno aperto delle cooperative. Cooperative che di fatto noi le chiamiamo spurie perché di cooperativa hanno la registrazione ma non si comportano come cooperative ma si comportano come vere e proprie imprese e rispetto a queste appunto invito chi ci ascolta di farci le segnalazioni perché c'è l'organismo di verifica e di controllo. Dopodiché ritengo anche appunto che ci sono dei settori purtroppo che per antonomasia sono settori marginali e dove le retribuzioni sono basse, ma il dramma di queste retribuzioni basse non è di per sé il costo orario che in Italia ormai è abbastanza omogeneo, ma è perché lavorano part-time e questa è un'altra questione perché i 700 euro, glielo assicuro signora, non sono da una retribuzione di una paga base a tempo pieno, nessun contratto in Italia paga così poco, ma sono date appunto da situazioni di lavoro part-time, ma di lavoro part-time anche a volte complicato, perché sono persone che lavorano 2 ore da una parte, 2 ore da un'altra, e nel frattempo devono spostarsi, macchina costa, benzina costa, per cui mettendo anche poi in campo una serie di situazioni che alla fine del mese le credo che uno dice sono stanco ma non mi resta nulla o quello che mi resta non mi è sufficiente. Però qua è il lavoro che siamo chiamati a fare noi sindacato, siamo chiamati a fare noi associazioni, siamo chiamati a fare noi istituzioni, quello di fare i vigili urbani sull'attenzione da porre a queste imprese, perché queste imprese esistono anche in Svezia, esistono anche in Germania, non è un problema delle imprese che non funzionano bene o non corrette solo dell'Italia. È inevitabile che da noi il rischio è che proprio perché abbiamo, e l'abbiamo denunciato, pochi ispettori, pochi controlli, oggi la facciano un po' più franca rispetto che in altri paesi. Allora, so che Susin voleva intervenire prima, poi perché volevo intervenire sul ragionamento che stava facendo il Presidente Sartor, nel senso che ok, si sta lavorando per creare
aziende partite IVA, però per creare aziende partite IVA bisogna formare le persone, perché sennò sul mercato ci troviamo dei cialtroni fondamentalmente, cioè c'è poco da fare. Questo è un dato di fatto. Per quanto riguarda la signora che diceva appunto che le paghe sono basse, sono d'accordo, perché sono consapevole anch'io che ci sono dei settori che effettivamente hanno queste paghe insufficienti per vivere, perché alla fine prendono il reddito di cittadinanza, come diceva la signora, ma secondo me bisogna fare appunto un ragionamento diverso, bisogna andare a detassare quello che è il lavoro del lavoratore, mettergli i soldi in tasca al lavoratore e non versarli a livello di contributi e via dicendo, in modo che il lavoratore, avendo una potenzialità economica più forte, ha modo di investire, di spendere e fa girare l'economia. E siccome che io sono dell'idea che l'economia gira non per 10 persone ma per il popolo, se il popolo ha un potere d'acquisto più forte, il volano gira per tutti. E quindi io dico... il potere d'acquisto in questi anni abbiamo sentito dire prima con gli 80 euro, che qualche soldino in più non è gli un potere dava. d'acquisto di 80 euro. E ora con il reddito di cittadinanza non è un potere d'acquisto, il potere d'acquisto è avere un posto di lavoro fisso che ti dà una stabilità, che ti dà l'opportunità, come dicevo prima, di andarti a fare un mutuo in banca, di comprarti una casa, di fare una famiglia, di riuscire a far fronte a quelli che sono le esigenze della vita di una famiglia sostanzialmente. Guardi quello che la fa arrabbiare, Susini. Luigi Di Maio e tutto il movimento insistono, la pensione di cittadinanza da 780 euro deve partire dal 1° gennaio prossimo, nessun pensionato deve avere un assegno inferiore a quella cifra, che poi per carità, cioè l'innalzamento delle pensioni minime si è sempre discusso, proposto, qualcuno l'ha fatto, no? Poi, quindi nessuno dice che sia giusto che la pensione minima sia di 500 euro, anzi è sotto la soglia di povertà, quindi... Peccato però che la tesi, se presa alla lettera, comporterebbe un costo di 10 miliardi di euro, a tanto ammonterebbe la copertura necessaria per assicurare l'obiettivo di portare sopra la soglia indicata tutte le prestazioni pensionistiche che risultano al di sotto. Dunque, più verosimile ipotizzare che l'integrazione fino a 780 euro possa riguardare solo i trattamenti di coloro, come reddito familiare ISEE, si trovano sotto la soglia di povertà. Quindi... Comunque un po' le cifre, no? Potrebbe costare tra i 2 e i 3 miliardi. Sì, ma comunque per chiudere, appunto anche per entrare sul merito della flat tax, secondo me bisogna fare un po' il punto della situazione, nel senso che noi abbiamo qua l'Albania che la sta adottando e se uno va in Albania vede quante gru ci sono in piedi, cioè vuol dire che comunque porta un benessere avere non sarà flat tax, Susini. Io non so se lei da imprenditore lo spera, ma abbiamo già capito che non è flat tax. Non è flat tax, non so come sia, però comunque quello è il sistema che loro hanno adottato, cioè, alla fine. Ma non anche è l'Irlanda, no? E quindi ha avuto effetti... certo. Noi corriamo il rischio, no? Di grande attrazione anche di investimenti. Di fare no? La battuta è sempre quella, no? Storica, che dicevano una volta come ieri Mussolini, no? Se le risorse quelle sono, facciamo passare più volte. E le polverizziamo in 1000 rivoli, non si accorge nessuno. Allora, anche questa questione delle cooperative, eccetera, è evidente che la storia del mercato del lavoro ingessato ha portato a soluzioni diverse, no? L'impresa ha trovato un po' di flessibilità affidando subappalti e il lavoro esternamente, quando serve lo prende, quando non serve non lo prende, però si è abbastanza regolamentata la questione ed è abbastanza chiara. È evidente che, come su tutte le cose, la cooperazione nata per elementi positivi viene utilizzata come fenomeno, come elemento dal punto di vista giuridico anche da speculatori e da dividere le cooperative sane da quelle diciamo che utilizzano la forma per speculazione, soprattutto per speculazione anche nei confronti dei lavoratori. La stessa cosa la vediamo, no? Non è perché in campagna elettorale sono state promesse 10 cose, adesso bisogna farle tutte e 10 e non ne facciamo nessuna.
Perché è un po' di tutto, no? Sono ancora le accise della guerra dell'Eritrea, certo che sono state messe per la guerra dell'Eritrea, ma oggi sono entrate correnti stabilizzate. Allora, il 2% o 3% o l'1% delle accise cosa porta in tasca? Allora, per esempio, il tema oggi non mi pare che sia più l'ordine del giorno, che era quello della questione del cuneo fiscale e previdenziale sul lavoro, no? Cioè riequilibrare, come sono in altri paesi, il costo del lavoro con le risorse che vanno in tasca al dipendente. Se si facesse una misura di questo tipo, per esempio, potrebbe essere una misura che aiuta anche nei consumi, no? Ma però bisogna scegliere, e se per incontentare tutti facciamo 10 cose e alla fine non si accorge nessuno, facciamo demagogia e tutto continua come prima, anzi peggio, perché magari si corre il rischio di aumentare anche la spesa e non dare forza a una ripresa che c'è, ma che ha bisogno anche di essere stabilizzata e ha bisogno anche dal punto di vista delle imprese di avere, diciamo così, quella flessibilità e quella competitività che il mercato richiede. Sentiamo la telefonata perché abbiamo già la pubblicità e poi volevo arrivare all'ultimo nodo, sempre tema lavoro, comunque soldini e preparazione a questa legge di stabilità, che è quello sull'IVA. Vediamo che cosa sta pensando il sottosegretario Bitonci, che è del nostro territorio, lo sapete, che è, diciamo, il padre poi di questa legge di stabilità in qualche maniera. Telefono, pronto? Sì, pronto, buongiorno, Carlo da Ponte di Piave. Carlo. Sì. Dica. Ponte di Piave. Per quanto riguarda, diciamo, avrei 2 o 3 cosine, va bene, partiamo con le cooperative. Per quanto riguarda le cooperative di migliaia di persone, sono tutte cose irregolari dal mio punto di vista. Perché io ho lavorato su un'azienda di Ponte di Piave sul tessile, no? Dove c'era una cooperativa da Roma di 2000 persone, no? Che aveva in giro per tutta l'Italia, sono tutte cose irregolari, ti fanno nero, bianco, verde, di tutti i colori. Come pagamenti parlo. E adesso, io sono già diversi anni, non sono più là, ma sento delle persone che lavorano là attualmente, va bene, la cooperativa ha cambiato, cambiano sempre a ribasso, e il ribasso va dopo, peggiora, a sua volta a spese del dipendente, socio della cooperativa, perché li chiamano soci. La prego, gli altri 2 punti veloci perché ho anche la pubblicità. Ah sì, va bene. Per quanto riguarda il discorso che parlava la signora del sindacato prima, per quanto riguarda il discorso dell'evasione e tutte queste belle robe qua, è vero, io adesso da poco sono andato in pensione, no? E prendo, penso, sono sotto insomma di quello che si recupera a spese di medicine e compagnia bella. Io quando dovrò andare dal dentista sono costretto di domandargli di fare in nero, no? Ha capito? Perché si dovrebbe fare una cosa automatica, che una tessera, un bancomat, una cosa che cavolo che si vuole in qualsiasi cosa al di fuori che andare, non so, a donne per dire pagare, e tu paghi automaticamente, vieni detratto le tasse e compagnia bella, e così è finito tutto in nero e tutte quante queste puttanate varie che ci sono in giro. Ecco. Per dirla così, insomma. La terza qual era, però, veramente in 30 secondi? La terza non mi ricordo neanche più. Le cooperative, quando sono di 9 persone, sono sufficienti, e quelle sono le vere cooperative. Chiaro? 3 a 9, io ne avevo, fermo un attimo, ne avevo una di 3, 4 persone, eravamo mini cooperativa negli anni 10, 15, 20 anni fa. Quelle sono cooperative, no? Quelle da 2-3 mila persone. Certo, quelle mastodontiche. Chiaro? Grazie Carlo, buona giornata, buona giornata. Allora, 2 cose importanti anche sull'evasione, importantissima. Lo stesso Bitonci qui ad Antena 3 aveva detto: ma potremmo fare come si è studiato in altri paesi, Portogallo, vado a memoria, dove si è fatta una lotteria, per esempio, lo ricordiamo sempre, sugli scontrini, quindi lo stesso commerciante ha interesse, altro tema, a fare lo scontrino, perché così poi concorre a una lotteria. Insomma, tante sono le idee, le soluzioni, le possibilità, anche quelle che fanno sorridere. Ci vediamo tra un minuto, parliamo di questo, tra poco.
Ore 13, torniamo in diretta, 0422 1626 798, vediamo se riusciamo velocemente a sentire almeno un'altra telefonata. Oltre a quello che diceva Carlo adesso, aggiungo, dato sui giornali di oggi, la flat tax si restringe, la Lega si consola, saniamo anche l'IVA. Vorrei sapere cosa ne pensate. La flat tax si restringe sempre più mentre la pace fiscale si allarga fino a includere i contenziosi sull'IVA che erano esclusi per i problemi che una sanatoria di questo tipo può sollevare nei rapporti con l'Unione Europea. Una sanatoria potrebbe incorrere nel no di Bruxelles. Per convincere l'Unione Europea, Bitonci pensa a un sistema che preveda l'incasso di tutta l'IVA dovuta, a differenza degli altri tributi per i quali sono previsti solo sanzioni e interessi. Che ci ha capito, Presidente? Ma che fanno? Secondo quello che ho capito io, il tema è questo: siccome si parla di questa pace fiscale, cioè di rivedere tutti i contenziosi che le imprese o i cittadini hanno con lo Stato, all'interno di questo mettere anche la questione dell'IVA. Quindi nel caso dell'IVA però mi pare chiaro che uno risparmia le sanzioni ma paga il capitale. Nelle altre sanzioni, nelle altre tasse era previsto un forfait. Io credo che una volta ogni tanto questo non faccia neanche male, però chiamiamolo anche un po' condono, con quello che termine, abbiamo il coraggio, no? Ogni volta che cambia il potere su uno Stato non c'è niente di male, poi magari, no, soprattutto se genera delle entrate e andiamo a sanare. E puliamo. Telefonata, pronto? Pronto, buongiorno, sono Franco da Udine. Franco, le chiedo veramente pochissimo, passiamo in chiusura, prego. Sì, due secondi. Sento da anni che propone, cioè che dite solo dei problemi, e li sappiamo già. Le soluzioni non ne parlate. Io dico, mandiamo qualche ispettore a controllare, anche se non è in grado di valutare tante cose, però fate le fotocopie di quante persone sono in una bottega lì, in una come si chiama, adesso mi ricordo il nome, in un'azienda, in una partita IVA, cooperativa? Per vedere quanti sono, quante sono le paghe e quanti versano all'INPS. Basta, intanto da poter fare una certa dargli un po' di stizza, hai capito? Certo, ma poi ci dicono sono pochi, fanno pochi controlli, sono umani anche loro, no? Ma basta uno qualsiasi, non occorre che sappia di un ignaro di economia, di contegi, basta mandarli lì per fargli la stizza. Ne dice un po' di strizza. Allora, basta, no sempre dire i problemi e mai le soluzioni. No, certo Franco, però non è che possiamo andare uno a caso, deve essere uno che fa i controlli veri, cioè il problema è che allora dovremmo andare a ampliare la platea di quelli che fanno questo tipo di lavoro, no? Basta solo che gli faccia un po' di fotocopie, un po' di domande di chi siete, chi non siete, quanto versate, e quindi basterebbe questo, non occorre grandi cose. Franco, allora ha ragione, però sa cosa? Mi viene in mente l'espressione che ci dava prima il Presidente Sartoro, cioè salto l'asticella, salto l'asticella, salto l'asticella, a un certo punto se capisco che passo sotto, ci passo sotto, quindi quella strizza dura 10 minuti e poi se c'è qualcosa che non va non lo sappiamo. Grazie Franco, dobbiamo chiudere. Un flash, Cinzia Borana e Luigi Susin su questo. A chiusura diciamo anche del nostro ragionamento oggi, cosa sentite di dire? Noi auguriamo appunto, siccome abbiamo detto i problemi, ma partire già con una legge sul lavoro dove chi in qualche modo rappresenta le imprese, il lavoro, sta trovando delle criticità, credo sia un problema, per cui è ovvio che invito chi sta al governo di ascoltarci, perché le idee e le soluzioni ce le abbiamo. Rispetto al tentare di trovare una strada, che torno a ripetere, non c'è la strada nel mondo del lavoro ideale, perché abbiamo anche visto, tema di questi giorni, grandi marchi, grandi imprese che stanno andando all'estero, cioè domani... Se li comprano. Ma abbiamo visto anche con un'impresa a Belluno, quando ha a che fare con i proprietari, come nel caso della Wanbao, che sono cinesi, loro per un po' ci ascoltano, un po' poi, hanno anche pena, esatto, dopo dicono noi siamo imprenditori. Allora, facilitare che le imprese restino da noi, che trovino conveniente lavorare, che trovino conveniente assumere, che trovino conveniente tutti a pagare le tasse, questo è l'auspicio che faccio e lavoriamo per.
Io credo che il decreto dignità sia comunque uno strafalcione che ha fatto il governo, che vada comunque rimodellato. Sono dell'idea che si poteva far molto meglio, e per far molto meglio, non so se sia stato fatto, ma non credo, spero che non sia così, va preso in considerazione, va fatto un tavolo con le associazioni di categoria, con i sindacati, e si va a ragionare nel merito di quali sono i vari problemi. Questo è il sistema per fare la differenza. L'impresa ha bisogno, soprattutto chi viene a investire, di norme stabili nel tempo, certo, non cambiare le regole durante il gioco, e le anomalie e le diciamo così, non correttezza di rapporti si fanno solo semplificando le regole, non complicandole e facendole chiare, perché oggi i sistemi informatici possono essere già utili a un controllo senza andare a fare i controlli in azienda, però ci vogliono regole certe, stabili nel tempo e semplici. Devo chiudere. Allora, grazie per essere stati con noi, voi che ci avete seguito da casa, ricordatevi a partire dalle 18:30 i telegiornali, Veneto, alle 19 Venezia, 19:30 Treviso, poi c'è 20:10, questa sera ospite il sindaco di Treviso Mario Conte, Stefano Busolin, presidente di Ascotrade. Grazie, buona giornata.